Diana, hai mai sentito parlare del miracolo di San Gennaro? No, cos'è? Devi sapere che il santo patrono di Napoli è il vescovo Gennaro, che visse molti secoli fa, al tempo dei Romani. Gennaro è stato decapitato per ordine dell'imperatore di Roma perché non voleva rinunciare alla fede cristiana. Quando fu ucciso, una donna del popolo raccolse il suo sangue in una piccola bottiglia, ancora oggi conservata dopo tutto questo tempo, e ogni 19 settembre il sangue, per miracolo, si scioglie. Davvero? E dove è conservato questo sangue? Proprio qui dove ci troviamo adesso, nel Duomo di Napoli. Sai, Francesco, le storie di Napoli sono molto belle, ma a volte sono anche molto tristi. Diana, a Napoli si dice chi non sa chiagnere non sa manco ridere. Significa che chi vuole essere felice davvero deve imparare prima cos'è la tristezza. Eh sì, hai proprio ragione. 生活没有苦辣就没有酸甜. Il popolo napoletano lo sa bene e infatti in ogni sua risata c'è sempre una piccola lacrima.